Certo, la prima commissione è stata impegnata per dare il proprio parere per questi primi 3 milioni assegnati ovviamente per le cose di prima urgenza. Io spero quanto prima che venga convocato il Consiglio, così potremo dare risposte serie a una situazione ai quali dovremo in qualche modo abituarci, perché purtroppo vedete ogni anno succede qualcosa di grave. Dovremo studiare uno strumento che non sia più necessario fare cose d'urgenza e andare a cercare all'ultimo momento delle risorse, ma qualcosa di strutturato. Tempestività e rapidità mi paiono gli elementi più importanti in questo momento, poi mano a mano che la ricognizione sarà più precisa, credo che ci sia da parte di tutti la volontà di dare maggiore risposta anche in termini finanziari. Però direi, il primo passo è questo, la prossima settimana il Consiglio darà il via libera per dare la primissima risposta a coloro che sono in difficoltà. Sì, oggi un primo provvedimento d'urgenza che, come avete visto, è stato votato all'unanimità. Oggi il vero tema però è quello di destinare nel migliore dei modi questi fondi, e su questo saremo molto attenti alle vere esigenze dei cittadini e del territorio. Sì, è un provvedimento importante che è stato approvato oggi in via urgente dalla prima commissione per essere trasferito immediatamente al Consiglio nel prossimo Consiglio di lunedì prossimo. È un provvedimento, è una normativa che era aspettata con urgenza, era attesa con urgenza dalle popolazioni che sono state colpite da quello che abbiamo definito tutti come il tornado, gli eventi atmosferici tremendi che ci hanno caratterizzato la scorsa settimana. Ecco. Quindi il Consiglio regionale del Veneto e la Giunta regionale hanno dato sicuramente una risposta tempestiva urgente per i primi provvedimenti.